UCNet nasce nel 1999, si occupa sin dalla sua nascita di grandi progetti, networking, nuove tecnologie. Nel 2003 posa una tecnologia emergente legata al traffico ferroviario e dal 2003 sino ad oggi ci occupiamo, tra le varie cose, di traffico ferroviario, sistemi di guida e pilotaggio dei treni e grandi impianti ferroviari in Italia e all'estero. 15 anni fa però decidiamo di dare una svolta anche dal punto di vista etico alle attività di UCNet e, per non perdere il contatto con la nostra meravigliosa terra, di spostare verso la Sardegna tutta una serie di attenzioni legate all'ambiente, legate al rispetto ambientale, all'economia circolare e a tutto quello che la tecnologia unita alla natura potessero portare alle persone. All'interno di UCNet prende perciò corpo una branca di persone, di esperti, dedicata proprio al rispetto ambientale, alla ottimizzazione delle risorse e alla divulgazione di quelle che sono state le nostre attività e del nostro impegno. Nasce perciò Eneroad, che attraverso l'uso delle auto elettriche portava e porta in giro argomenti quali il rispetto ambientale, economia delle risorse, economia circolare, green economy e cultura dell'efficientamento energetico. Eneroad parte dalla Sardegna e pian piano, attraversando anche tutta la penisola italiana, divulga all'interno di diversi programmi annualmente quelle che sono le competenze tipiche di UCNet. Negli ultimi 2 anni hanno visto i nostri follower addirittura diventare attori principali di quella che era una materia per qualcuno difficile da affrontare, che nella realtà sta diventando un argomento quotidiano per chiunque guidi elettrico o voglia generare da solo l'energia che utilizza magari in casa propria. Le attività che svolge UCNet sono principalmente quelle legate ai grandi impianti, alla Home and Building Automation, per cui la domotica come normalmente viene conosciuta nel mercato, alle fonti rinnovabili, che siano fotovoltaico o di altre fonti rispettose dell'ambiente e della natura, all'archiviazione dell'energia attraverso le batterie d'accumulo all'interno delle abitazioni, all'utilizzo consapevole dell'energia, magari per trasformarla in una forma diversa di energia come può essere il calore. Questo ci porta, tra i vari obiettivi dell'azienda, a voler attuare tutta una serie di iniziative con lo scopo di divulgare il più possibile conoscenza e consapevolezza del rispetto ambientale. Nei prossimi appuntamenti avremo modo perciò di parlare di efficientamento energetico, di decreto rilancio, il cosiddetto 110%, di fonti rinnovabili, mobilità elettrica e di tutto quello che, legato alla nostra abitazione, ci consente di ottenere un comfort abitativo migliore nel rispetto ambientale e anche del nostro portafoglio.